Cari amici, prepariamo un pane tipico sardo che noi prepariamo in Sardegna per la Domenica delle Palme. Sabram, un pane intrecciato. Per preparare questo pane abbiamo bisogno di savasta violata. Voi lo trovate qui nel mio canale YouTube, in un video dedicato proprio a savasta violata. Se avete seguito bene il video avete visto che la pasta dopo la preparazione ha bisogno di un riposo anche abbastanza lungo per poterla lavorare. Ed ecco che l'abbiamo tagliata a pezzettini piccoli perché dobbiamo preparare dei filoncini lunghi più o meno in base a come dovete preparare il pane. Grande, non molto grande naturalmente, anche mignon sono molto bellini. Allunghiamo tutti i pezzi pressappoco della stessa misura e li mettiamo da parte, così abbiamo il lavoro pronto quando andiamo ad intrecciare il pane. Il primo lo facciamo poco a poco più grosso perché è quello che deve accogliere tutti gli altri pezzi piccoli. Ecco, vedete, pressappoco da una parte e dall'altra uguali, e iniziamo col primo. I piccoli pezzi di pasta si mettono una volta da una parte, una volta dall'altra, come vedete come sto facendo io. Se l'altra parte iniziavo da su, questa parte entra sotto. Ecco il terzo, andiamo di nuovo sulla destra mia naturalmente. Prima l'ho messo sopra, adesso lo metterò sotto e lo poggio a fianco. Prendiamo l'altro pezzo, naturalmente sarà dall'altra parte. Se l'altra parte era sotto, adesso andrà sopra, poi di nuovo sotto, poi di nuovo sopra. Un vero e proprio intreccio. Prima da una parte, poi dall'altra. Non dobbiamo sbagliare, altrimenti ci sarà un errore. Anche l'occhio se ne accorge. Eccolo, alzo e lo poggio lì a fianco. Andiamo con l'altro pezzo, lo allunghiamo un attimo. Dall'altra parte, adesso da sotto, poi sopra, poi sotto, vedete, alzo il pezzo e lo faccio andare così. Sempre così, non ci devono essere errori. Sopra e poi sotto. Di nuovo, sopra, sotto, sopra, sotto. Adesso ancora dall'altra parte, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra. È anche molto divertente prepararlo. Quando pensiamo che può bastare la grandezza, abbassiamo un po' così nei bordi, nei fianchi e lo ritagliamo con la rotellina. Io li ho tagliati anche troppo vicini, li potevo lasciare anche più lunghi un attimo. Anche da questa parte. L'ultimo. E qui, mi stavo anche sbagliando, vedete, dobbiamo lasciare una sorta di coda. Ecco, io ricordo mia mamma e mia nonna lo facevano sempre così. Ritagliamo un po' la punta, molto lunga non va bene. E diciamo che l'intreccio è finito. Vi ripeto, voi potete scegliere di farle anche più piccole. A questo punto lo arricchiamo con le mandorle in bianco, le mandorle vanno spellate. Le bagniamo un attimo la punta con dell'acqua, girate non con la punta verso in su, perché durante la cottura si bruciano troppo. Mettetele più o meno come vi piace di più, insomma, come vedete che sia più armoniosa, che siano armoniose le mandorle come posizione. Io poi ho deciso di fare anche 2 colombelle, ma questo non è necessario, perché Sabram, il pane è già ricco così com'è, sia con la pasta, che una pasta con lo strutto, e sia anche con le mandorle. Questo diciamo che è un decoro in più, le 2 colombelle in punta.
La mettiamo in forno a cuocere, un forno delicato a circa 180-190 gradi, non di più, per 35-40 minuti. Se vedete che si colora troppo, mettete sopra un pezzo di carta stagnola. Cari amici, vi invito a preparare anche voi questo pane meraviglioso della Domenica delle Palme. Sabramma. Grazie per aver guardato il video e se vi va lasciate un like.